Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale Vostro Maretto Veneziano. Oggi parleremo di quelle persone, mi viene un po' da ridere questo tema, quelle persone diversamente intelligenti, che non sono saggi, sono un'altra tipologia di personaggi, non bisogna confondere persone diversamente intelligenti con le persone sagge. Ma sono quelle persone un po' così. Ma prima di iniziare questa micropillola, il vostro Maretto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube dedicato al vostro Maretto Veneziano, di venirci a trovare nei gruppi social, i Face, dove abbiamo 2 gruppi e più nei diari, e lì si fanno le domande, se avete bisogno di risposte per i vari circuiti. In più, se volete scaricare gratuitamente degli ebook, abbiamo nel sito capitano.atrevisto.org 20 ebook di radionica, radiestesia e lettura della mano, e qualche ebook di magia con dei riti anche propiziatori. I link sono sotto qui in descrizione. In più, se volete un consulto, son 20 €, 45 minuti su WhatsApp. Bene, oggi parliamo di questi soggetti diversamente intelligenti. Queste persone generalmente, ad esempio a me mi capita che quando qualche committente mi fa fare una ricerca, un'indagine radiostesica, già lì si vede se è uno diversamente intelligente, oppure se a livello vibrazionale può andare bene la cosa. Nel senso che se c'è troppa disparità a livello di bovis, da 1500 bovis in su, praticamente la coppia scoppia, nel senso che non c'è un futuro. È una questione di ormoni, oppure è una questione che la persona ha idealizzato e ha estrapolato a se stesso un'immagine di quella persona, l'ha messa dentro quella persona e vive di quel sogno, ma i sogni muoiono all'alba, no, quindi sappiamo benissimo che quando si incontra questi diversamente intelligenti, la cosa più intelligente è lasciarli bollire nel proprio brodo. Però purtroppo alcune volte certe persone sono un po', tra virgolette, "cieche", perché è una questione di ormoni poi, no, gli ormoni più o meno per massimo 3 anni durano, quindi una cotta con questi diversamente intelligenti possono durare addirittura 3 anni. E qui se ci scappa anche il matrimonio, siamo diversamente messi male, come diceva quel tale. Allora, ci sono altre persone, i diversamente intelligenti, che quando vedono una buca ci cadono dentro, poi non san più dove come fare. Gli intelligenti che cadono dentro ma sanno come fare, e i saggi che vedono la buca, vedono gli intelligenti come escono, ma loro girano intorno. Allora, quando si incontrano questi diversamente intelligenti, bisogna per forza essere saggi, cercare di girargli intorno, perché se si cade dentro, anche se si è intelligenti, si fa, un bel lavoro, si impiega molto tempo a scrollarsi i dosso di queste ragnatele che i diversamente intelligenti, come si suol dire, è la classica scena del tipo che indica la luna e la gente guarda come si dice, la mascherina, no, la gente ogni tanto mi domanda la mascherina: "Ma santa paletta, ho fatto 1200 pillole e più pillole ho fatto e più l'ho spiegato perché prima", e il diversamente intelligente mi chiede perché metto la mascherina. Capite che così c'è poco da fare, no, però a parte questa battuta, come si suol dire, quando incontrate un diversamente intelligente bisogna stargli lontano, attivare tutti i circuiti. Capita purtroppo che alcune volte, si è, obbligati per via del posto di lavoro, però bisogna attivare tutti i circuiti, diversamente quelli però funzionano, che tagliano queste amicizie perniciose, questi contatti perniciosi, perché i diversamente intelligenti purtroppo, se fanno un errore lo perpetuano, no, cioè non sono in grado di capire. Un po' perché da piccolini sono stati indottrinati in un certo modo, un po' proprio perché non ci arrivano, e il problema dei diversamente intelligenti, che non è una questione di parlare delle persone malate, con patologie serie conclamate, ma è di quelle persone che pensano di essere intelligenti, ma sono diversamente intelligenti. A me viene da ridere perché ho in mente alcuni casi, che ho conosciuto quando ero piccolino, e effettivamente poi dopo la loro vita è tutto un disastro, e chi si avvicina a loro è come avvicinarsi a una calamità naturale. Consiglio ai vostri marietto è stare lontano, attivare tutti i circuiti radionici
che trovate nel sito capitano per allontanarvi dai diversamente intelligenti o che non li incontrate, oppure fare dei riti propiziatori per non avere questa fortuna di incontrare nella vostra vita magari innamorati. E ce ne sono tanti di diversamente intelligenti, sia uomini che donne. Di solito quando una donna è diversamente intelligente è una catastrofe per l'uomo. Quando un uomo è diversamente intelligente per una donna è anche lì una catastrofe. Non c'è un limite alla stupidità umana. Quindi l'unica cosa è proprio stargli lontano, perché poi nascono problemi sopra problemi, ne combini tutti i colori, ne inventano di tutti, alcune volte sono anche bugiardi, no, e qui non è una questione di essere narcisisti, perché i narcisisti, cari miei, sono intelligenti, sanno come sfruttare le cose a loro vantaggio. Invece i diversamente intelligenti pensano di essere intelligenti, ma fanno solo casino, no? Sono un'altra categoria che, vorrebbero magari assomigliare ai narcisisti, ma non ci riescono a vivere, continuano a fare casino. Poi ci sono persone semplici invece che magari sono, persone sagge, no, che in questa vita si sono reincarnate e vogliono fare le persone semplici, ma questo è un altro discorso, non bisogna in un certo senso quantifica o eguagliare una persona semplice, no, che è di carattere, che è di modo di con una persona diversamente intelligente. Quindi il consiglio al vostro marietto è attivare tutti i circuiti che potete trovare se magari siete in un posto di lavoro in cui ci sono queste oppure creare dei riti o fare dei riti oppure farsi fare dei riti operativi proprio per fare in modo che queste persone cambino o il sentiero della vita che magari vi ha messo cioè nel senso che magari o sul posto di lavoro o ve lo trovate come vicino di casa. Quante volte sento committenti che hanno diversamente intelligenti come vicini di casa e lì, cavoli, bisogna proprio tagliare, fare qualche come si suol dire, qualche cosa per, in un certo senso, dare un taglio. E io mi ricordo 2 diversamente intelligenti che continuavano a parcheggiare la macchina dove una persona doveva uscire. A un certo punto questa persona è andata da un esoterista se andava in guerra a livello con l'avvocato era una spesa immensa e non si arrivava a niente. E allora cosa ha fatto questo esoterista? Ha tagliato la coppia, così son diventati 2 diversamente intelligenti in giro. Questi 2 chiaramente non abitavano più vicino per mettergli la macchina e quindi il tipo ha risolto il problema. Quando si trovano certi diversamente intelligenti, bisogna inventarsi qualcosa di intelligente per poter vivere e sopravvivere. Bene cari amici, grazie di avermi seguito questa piccola pillola, quindi se incontrate qualche diversamente e non innamoratevi mai di un diversamente intelligente, perché se no per massimo 3 anni siete messi male. Comunque chi segue il filo del marietto, si è attivato tutti i circuiti, più o meno dovrebbe salvarsi da questa sventura. Bene, mi viene un po' da ridere perché mi vengono in mente certe situazioni che ho incontrato piccolino, che poi i diversamente intelligenti vi portano sempre un sacco di problemi. Se li tirano addosso loro senza che vanno in un posto, se c invece il saggio, quando vede il problema potrebbe anche uscire, ma lo gira intorno e se ne va dall'altra. Bene cari amici, vi ringrazio. Se, non siete ancora iscritti, vi iscrivetevi al canale di Illegale, se vi scappa un super like è sempre ben accetto. Vi ricordo che, lunedì prossimo ci saranno le live serali di Illegale, mercoledì quelle di Veneto Veneziano e venerdì prossimo ancora le serate live con le sibille di Illegale. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.